Buonasera a tutti e benvenuti nella Chiesa Cattedrale. Celebreremo insieme la veglia di Pentecoste, insieme invocheremo il dono dello Spirito su di noi, sulla Chiesa, sul mondo intero. Vi offro alcune brevi indicazioni per facilitare la partecipazione. Tutta la veglia è preghiera e ogni sua parte è pensata come aiuto alla preghiera. Il canto, la recita del salmo, la proclamazione della parola e la sua spiegazione, i tempi di silenzio, l'esortazione e mandato del Vescovo. Il tema della veglia è Benedetti, benediciamo e invito a prendere coscienza della dignità del nostro battesimo e dell'opera dello Spirito Santo in noi, così da stare dentro la vita quotidiana come persone che sanno costruire rapporti e presenze di bene. Il percorso, come potete vedere dal libretto, è scandito in 5 tappe. Invocazione dello Spirito a partire dal nostro vissuto, invito alla preghiera, davanti a Gesù il Figlio amato, figli nel Figli, inviati a benedire. Saremo anche invitati a coinvolgerci in 2 momenti particolari: a farci dono reciproco di una parola di Dio per noi e a benedirci vicendevolmente. Accogliamo la presenza del Vescovo in mezzo a noi. Bologna. Baby gang aggredisce e rapina un disabile. Conegliano. Rinato grazie al rene donato da papà. Al largo della Tunisia, migranti, almeno 70 morti in un naufragio. Treviso. FISM, un fondo di solidarietà per le insegnanti di sostegno. Verona, accoltella moglie e figli durante una lite.
Treviso, migranti triplicano i senza tetto. Anche chi lavora non trova casa. Arezzo, un uomo ottantenne fa ogni giorno 60 chilometri per portare a scuola un bambino cieco. Piacenza, donna sgozzata, fermato in autogrill il marito. Vittorio Veneto, la diocesi festeggia i 40 anni della Mater Dei. Casal bruciato, il Papa ai Rom. Leggo i giornali e soffro per voi. Questa non è civiltà. Roma, aggredita durante una rapina in casa, 90enne muore in ospedale. Papa Francesco, in ginocchio, bacia i piedi ai leader del Sud Sudan. Rimanete nella pace. San Fior, botte alla moglie, intervengono i carabinieri, arrestato per lesioni. Follina, ogni settimana i bimbi della materna vanno a trovare i loro nonni adottivi alla residenza San Giuseppe. Mogliano, ragazzi affetti da autismo diventano pasticceri e aprono un laboratorio. Revine Lago, donna proponeva contratti falsi di polizze assicurative sulla vita. Italia, SLA nel mirino, la ricerca può vincere. Lecce, deridono un disabile e ne diffondono il video. Novara, ultimo saluto a Leo, il vescovo, pietà per chi non ti ha accolto. Vittorio Veneto, piccolo rifugio e studenti del liceo Flaminio sul palco insieme.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La vera salvezza, la vita buona, la benedizione viene da Dio. Spesso corriamo il rischio di dimenticarlo. La causa di tanto dolore, di numerosi contrasti, di una diffusa incapacità di incontro e di dialogo tra le persone e i gruppi, deriva proprio da questo. Siamo sedotti da falsi messianismi. Corriamo dietro falsi miti, il mito del potere, dell'avere, dell'apparire, e accumuliamo così delusioni, tristezza e depressione. All'inizio di questa veglia di Pentecoste vogliamo rinnovare la nostra fiducia in Dio. Vogliamo rinfrancare la certezza che Lui, solo Lui, è sorgente inesauribile di libertà e di pace. Ci ispiriamo al Salmo 62. Insieme leggiamo lentamente il ritornello in grassetto, mentre ascoltiamo due lettori che ne proclamano poi i versetti. Possiamo sederci. Solo in Dio trova pace. Solo Dio è appoggio sicuro, un rifugio nei tempi. Dove cerchi la pace, o mio cuore, un ancoraggio a non perdere speranza? Quando infuria la tempesta del male, cerca Dio e in dono l'avrai. Fino a quando dovrò sopportare lo stillicidio di calunnie ed inganni, i sotterfugi e i pugni allo stomaco che mi tolgono il respiro e la pace? Non cercare l'appoggio dei ricchi, di chi occupa i seggi del potere. Non han certo a cuore le persone, le usano e poi le calpestano. Non fidarti delle loro parole, non contare sulle loro promesse. Le elargiscono in grande abbondanza, ma solo per accaparrarsi i consensi. Solo Dio è appoggio sicuro, un rifugio nei tempi di prova. La mia forza e speranza è Dio, l'ancoraggio e il porto d'approdo. In Lui pongo la mia fiducia, a Lui confido gli affanni del cuore. Sono caduchi i poteri dell'uomo, sono fumo i progetti e le imprese dei cantanti con grande arroganza. Solo Dio dà consistenza alla vita. Non cercare di importi con la forza, non raccogliere frutti di ingiustizia. I più grandi patrimoni e poteri non ti comprano il senso della vita. Solo la parola rimane in eterno e lo spirito che la incide nei cuori. Solo Dio è premio e promessa di un compimento oltre la morte. Solo
Il nostro sguardo si rivolge ora a Gesù, dono del Padre. In Gesù troviamo la nostra vera identità. In Lui riscopriamo ciò che siamo e ciò che possiamo sempre più diventare. Creature, signori del creato, figli in relazione profonda con Dio. Tutto è vostro, voi siete di Dio. Ascoltiamo e cantiamo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo, in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. L'immagine che abbiamo davanti agli occhi è chiara. Una lunga fila di persone in attesa di farsi battezzare e in mezzo ad esse Gesù di Nazaret. Il battesimo fu per Gesù un atto di piena solidarietà con gli uomini, una immersione nella loro condizione umana e un'assunzione
del loro peccato. È una scelta compiuta sotto l'azione dello Spirito. Si aprì il cielo, annota Luca, e discese sopra di lui lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo guida Gesù alla piena solidarietà con l'uomo peccatore e l'atto di solidarietà squarcia i cieli, mette cioè in relazione cielo e terra, Dio e l'uomo. Con Gesù solidale l'uomo entra nei cieli di Dio e vi entra da amato. La voce del Padre dice: tu sei il figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Amato non è solo l'amato per eccellenza, Gesù. Amati siamo anche noi, che l'amato porta con sé, nella sua piena solidarietà. Non più cacciati dal paradiso e sotto il segno della maledizione, ma accolti nei cieli sotto il segno della benedizione. Lo sguardo del Padre vede in ognuno di noi l'immagine del Figlio, l'amato. In Lui siamo amati, in Lui siamo benedetti. L'avventura umana di Gesù può diventare la nostra avventura proprio in forza del dono dello Spirito. La sera di Pasqua Gesù, apparendo ai Suoi, recò in dono lo Spirito Santo e con esso la pace. Abitati dal suo Spirito, noi siamo figli nel Figlio. Siamo e rimaniamo in Lui. Per questo c'è possibile cantare con tutta verità: resto con te.
Lo Spirito Santo opera in noi. La sua opera consiste nel prenderci come siamo e nel trasformarci da uomini vecchi a uomini nuovi, donne e uomini nuovi ad immagine del Figlio, donne e uomini in cui sia facile riconoscere i tratti del Figlio amato, di Gesù. Ascoltiamo le parole di Paolo Apostolo. Delineano i tratti dell'uomo nuovo in Cristo. Dalla lettera agli Efesini. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza, in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore, mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Dalla lettera ai Galati. Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito, correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Dalla lettera ai Romani. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: spetta a me fare giustizia. Io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Paolo invita a coltivare l'uomo interiore e ci indica un percorso: coltivare l'esperienza dell'amore di Cristo, vigilare su noi stessi, camminare insieme condividendo sentimenti e esperienze, benedire comunque. Sono invitato ad aprirmi alla potente azione dello Spirito. Sono sollecitato soprattutto a lasciarmi coinvolgere nella sua opera per eccellenza. Lui che fa conoscere al mio cuore l'amore di Cristo mi sollecita a rompere chiusure e angustie. Mi spinge a dilatare il mio uomo interiore alla dimensione dell'amore di Cristo, all'ampiezza, lunghezza, altezza e profondità di un amore senza limiti. Per me nessun desiderio di grandezza, piuttosto attrazione per ciò che è umile e piccolo, e quel sano vigilare su me stesso per non cadere in contraddizione. E uno spirito di bontà, di affabilità e di dolcezza che mi porti a condividere con gli altri sentimenti e pensieri, gioie e fatiche. Uscire da me stesso, dal mio mondo chiuso, così falsamente autosufficiente e amaro, per prendere parte, per portare i pesi gli uni degli altri, per condividere con semplicità fatiche e speranze. Un'apertura del cuore a tutti. E infine benedire, con tutte le sfumature. Non rendete a ciascuno male per male. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Capita spesso di ricevere del male, anche da persone vicine, familiari o amiche. Spesso è un male che avvertiamo di non meritare. Quanta sofferenza produce in noi una ingiustizia subita senza colpa, un giudizio ingeneroso, una menzogna diffusa contro di noi, un'azione che ci danneggia economicamente, un atto, una parola che ci priva dell'onore. È possibile abitare queste esperienze di male da benedetti? È possibile rimanere in piedi conservando tutta la nostra dignità anche nell'ora della prova? In queste circostanze di aggressione del male, qual è la vera prova? Che cosa è veramente messo a prova? Mi sembra che ad essere messo a prova sia il nostro uomo interiore, la sua saldezza, la sua consistenza. Maledetto da chi mi è vicino, io rimango comunque benedetto, dimoro comunque nella benedizione del Padre. La maledizione umana mette alla prova la mia fede, mi obbliga a verificare se credo veramente di essere comunque e sempre
sotto la benedizione di Dio. Se avete notato, le esortazioni di Paolo passano dal singolare al plurale. La prova della maledizione non tocca solo la singola persona, può toccare anche un noi ecclesiale, un gruppo di credenti, una comunità. Anch'essa, come tale, è invitata a rispondere al male con il bene. Siamo una comunità di benedetti. Non tradiamo la relazione di Dio con noi. Piuttosto riveliamo al mondo che la benedizione del Padre vince ogni cosa, supera anche l'urto della maledizione degli uomini. Maria è stato il modello per eccellenza, la vera figlia, la vera donna nuova, la benedetta. Quasi in dialogo con lei, contempliamo la sua bellezza e invochiamo la sua intercessione.
Ci facciamo ora dono di una parola di questa veglia che ha toccato il nostro cuore e che, se donata, può essere benedizione per chi mi sta accanto. Ci diamo un tempo per farci un reciproco dono della parola. Siamo giunti al quinto momento di questa veglia. Benedetti, benediciamo. Viene ripreso il titolo Benedetti, benediciamo. E questo titolo esprime bene il movimento della benedizione, perché la benedizione comporta una dinamica, un movimento anzitutto discendente. La benedizione scende dal cielo. Siamo benedetti da Dio. Egli ci benedice con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, dice San Paolo. Ma nello stesso tempo la benedizione è anche un movimento ascendente. Noi benediciamo Dio. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo. E nella Santa Messa, benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, benedetto nei secoli il Signore, e così via. Scende, sale, si diffonde. Benedite, non maledite. Benedite, non maledite. Abbiamo letto poco fa. Benedite coloro che vi perseguitano, non maledite. Ci pensiamo, a volte si tratta anche di Dio, che noi malediamo perché abbiamo l'impressione che ci perseguiti, ma normalmente sono le altre persone. Benedite le altre persone. Ecco, questo movimento è complesso, è molto articolato, è affascinante se ci pensiamo nella benedizione, che aveva un posto molto, molto importante nell'Antico Testamento, le berakot, le benedizioni. Noi possiamo benedire solo se benedetti, solo se anticipati da un amore che ci precede e ci dona vita e speranza, amati. La parola che mi diceva Don Luca Bressan era amato. È chiaro. Da questo dono nasce l'amore riconoscente che rende grazie a Dio fonte di ogni benedizione e lo benedice.
e lo benedice. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Era il Salmo 33 dell'ora media proprio di oggi, sabato. Benedirò il Signore in ogni tempo, beneditelo con me. Ma dal dono della benedizione ricevuta dal Signore non nasce solo la benedizione a Dio, ma nasce anche l'altro movimento che definivo un movimento di diffusione. Nasce la possibilità e il dono di benedire le altre persone. La parola che io invece dicevo a Luca è questa: fra pochi giorni tu benedirai e la gente ti dirà: Padre, mi benedica. Lo diamo per scontato, ma non è scontato. Non è scontato. Quindi nasce la benedizione che il sacerdote, il vescovo dà, ma anche la benedizione dei genitori ai figli, che purtroppo è pochissimo vissuta, mentre c'è. Ricordo, Beato Toniolo benediva regolarmente i propri figli, benediva, lui, papà, sacerdote della sua famiglia. La benedizione poi che noi siamo chiamati a vivere più ampiamente nei confronti degli altri. Paolo, non maledite ma benedite. C'è anche un'espressione che dice quell'uomo, quel prete, quella persona è ricordata in benedizione. Cosa vuol dire? Che la sua presenza, la sua parola, la sua figura, il suo esempio hanno costituito una benedizione. E poco fa Maria Grazia, sollecitandoci a dire una parola l'uno all'altro, diceva che è una benedizione, un dono che viene. E in questo senso possiamo dire che benedicendo, sia formalmente che attraverso il bene che facciamo, il bene che diciamo, noi ci rendiamo partecipi dell'atteggiamento di Dio, cioè della sua benedizione. Diventiamo diffusori di vita e di bene, perché questa è la benedizione di Dio. Diffonde bene, diffonde vita. Diventiamo, per così dire, missionari di vita, missionari di bene, gli uni per gli altri. E cosa c'entra lo spirito? Mi è venuto in mente che la benedizione di Dio, per certi aspetti, è lo Spirito Santo. La benedizione di Dio non è nel nome del Padre, del Figlio, la benedizione di Dio è lo Spirito Santo. E mi è venuto in mente che nella prima preghiera eucaristica, il cosiddetto canone romano, apparentemente non c'è una vera e propria epiclisi, l'invocazione dello Spirito Santo come c'è nella seconda preghiera eucaristica fatta dopo il concilio, recuperando preghiere antiche, nella terza, nella quarta, che dicono: manda il tuo spirito, ricordate quando il prete impone le mani, manda il tuo spirito su questo pane e su questo vino perché diventano il corpo e il sangue di Cristo. Epiclisi. Prima non c'è. E invece c'è. Il prete dice, ponendo le mani: santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La potenza della tua benedizione è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. La potenza della benedizione di Dio è lo Spirito Santo. Benedetti, riempiti di Spirito Santo. Benedicenti, perché anche noi benediciamo. Per certi aspetti noi comunichiamo lo Spirito Santo. È un aspetto molto profondo e vero dell'antropologia teologica cristiana. Tu sei talmente riempito di Spirito Santo e quindi unito a Cristo che tu, benedicendo, comunichi lo Spirito Santo. Fai essere Gesù.
Ed è questo, sapete, il modo attraverso cui la Chiesa diventa strumento di salvezza. Se no, come fa a diventare strumento di salvezza? Diventa strumento di salvezza comunicando lo Spirito Santo, facendo essere Gesù nel mondo. È una cosa straordinaria, se ci pensiamo, però vera. Se la comprendessimo pienamente, davvero ci sentiremo molto incoraggiati. Ecco allora il messaggio che: Signore, facci accogliere, donaci di accogliere la tua benedizione, Padre Gesù, donaci di accogliere la tua benedizione, donaci di accogliere lo Spirito Santo, riempici di questa della potenza di questa tua benedizione e rendici capaci non solo di benedire te, ringraziarti, ma anche di benedire gli altri, diventando comunicatori della vita stessa di Dio, dell'amore stesso di Dio, dello Spirito Santo. Ci avviamo alla conclusione della veglia, raccogliamo le nostre intenzioni di preghiera e insieme cantiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Vescovo ora benedirà alcune persone che a loro volta recheranno la benedizione ad altri e questi ai vicini, così da creare una grande assemblea benedicente. Questa benedizione poi possiamo anche portarla nella nostra vita, nelle nostre vite, nei nostri ambienti di vita e di lavoro. Durante questo tempo di benedizione reciproca saremo accompagnati da alcuni canti. Con questo spirito concludiamo la nostra veglia di Pentecoste.
a conclusione di questo momento molto bello della veglia di Pentecoste, desidero fare proprio il più sincero ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato, so che hanno lavorato tanto per organizzarla, ecco, in modo particolare ringrazio il Presidente della Consulta, Luigi Manighetti, e tutti i membri evidentemente della Consulta, in modo particolare il consulente ecclesiastico della Consulta che ha preparato anche le riflessioni di questa veglia, Don Martino. Ringrazio il coro che ci ha accompagnato, non so che coro sia, ma ha cantato molto molto bene, proprio ci ha aiutato meditativamente, grazie di cuore. Grazie a tutti voi. La presenza di ognuna delle associazioni, dei movimenti è una benedizione per gli altri e per la nostra Chiesa, quindi siamo davvero in tema con quello che abbiamo celebrato. Grazie e buona Pentecoste a tutti.